L'esercito contro il degrado e la criminalità a Mestre. Lo chiedono i cittadini riuniti nel comitato SOS Mestre Venezia, che stanno raccogliendo firme in numerosi negozi. Mestre, dicono i promotori dell'iniziativa, è diventata il Bronx del Veneto. Per questo la nostra proposta sta raccogliendo tanti consensi, 1000 firme in 2 settimane. Alberto è un giovane rappresentante del comitato, ha paura di ritorsioni e minacce. Per questo accetta di farsi intervistare solo incappucciato. Mestre è diventata il vero Bronx del Veneto e noi siamo molto dispiaciuti perché siamo mestrini prima di tutto e perché non troviamo delle modalità di risoluzione. L'esercito ovviamente non si risolverebbe tutte le problematiche di Mestre, ma sarebbe uno dei più forti deterrenti per la criminalità che c'è nella zona. I primi a schierarsi a fianco del comitato sono i negozianti e i commercianti delle zone più a rischio della città, che si sentono minacciati da balordi e sbandati. Ecco che cosa chiedono. Una sicurezza innanzitutto, una sicurezza. Vedere perlomeno le forze dell'ordine camminare ci dà una sicurezza maggiore. La pulizia è un degrado incredibile, stiamo perdendo la nostra Mestre. Le nostre attività sono danneggiate da chi delinque e i nostri clienti hanno paura, continua la signora Lucia. Noi commercianti stiamo perdendo molto e anche i clienti non sono in grado di farsi delle passeggiate tranquille perché hanno sempre paura. Il comitato ha recentemente scritto una lettera aperta al governatore del Veneto Zaia, al prefetto e al questore, ma al momento non è arrivata alcuna risposta.